chissà come sta la signora la pellicetta. Che con tutto il burdello che è successo, poverina, secondo me sarà un po' sconvolta. Mo la chiamiamo. Mo chiamiamo un attimo la signora, vediamo un po' come sta. Perché non mi sono fatto proprio sentire e mi dispiace. Pronto signora, salve, buonasera, buonasera. Come sta? L'ho chiamata perché dopo tutto il casino che è successo volevo sapere come stava, perché mi dispiace un po'. Quindi come sta signora? Tutto bene? Ancora oggi sono molto scossa, ancora mi devo riprendere. Vabbè signor, non c'è problema, le presto la mia videocamera così si riprende. Sì, vabbè signor, stronzata a parte. Cosa più importante, la pellicetta come sta? Al momento che stavo scendendo mi si è scusito. Az pure signor, non solo si è scambiato, si è pure scucito. Quindi cornuto e mazziato proprio. Mi sono dovuta far prestare l'ago, il cotone per cucirlo, poco dicemmo. Sì signor, avete tentato di apparare la situazione, giustamente. Però praticamente, ma perdendo pure il colore e che mi è scagnata la pelliccia e mi ha scambiato pure le gambe. Vi ha scambiato le gambe? Quindi mo tenete la gamba destra o posto alla sinistra e la gamba sinistra o Mamma che burdello, va scagnato pure i gambe. Vabbè signor, sto pazziando, sto scherzando. Comunque volevo solo sdrammatizzare. Calcolate che abbiamo visto tutti quanti il video e abbiamo visto come eravate arrabbiata. Però praticamente, ma perdendo pure il colore e che mi è scagnata la pelliccia e mi ha scambiato pure le gambe, è normale che sono andata su tutte le furie. Siete andata su tutte le furie? Ma su tutto quante proprio? Quando erano? 4, 5, 6, 7? Quante furie erano? Non capisco più niente. Vabbè signor, non vi preoccupate, sarà stata la botta che avete preso, perché vi ricordate quando siete caduta? A proposito, quando siete caduta, signor, che è successo? Cioè, com'è che bello e buono Caponder? Che è successo? E nell'agitazione mi si è girata la testa. Ah, signor, si è proprio girata la testa. Si è proprio girata. Quindi, oltre alle gambe scambiate, la gamba destra opposta alla sinistra, pure la testa girata, signor. Che sta che è mutazione genetica, io non vi volessi ricci però, E mi sono sentita che le gambe mi tremavano. Signor, non vi preoccupate, quello è dovuto al fatto che le gambe si erano scambiate, quindi vi tremavano, è normale. Già visto più. Ah, pure l'ha visto offuscata, cioè non ci avete visto, l'ha visto... qua signor, mi chiamo Mirko, mi chiamo dottore perché c'è un problema di fondo secondo me. La mente mia è chiusa in crisi, sciocco totale. No signor, può capitare, non vi preoccupate, può capitare di subire uno sciocco a volte, perché gli sciocchi tutti quanti, sì. Invece che la commessa, che è successo con la commessa? Spiegate. È la commessa che mi ha istigata e mi ha provocato, che già stavo nervosa. Ah, stavate pure nervosa già, che eravate andate in un negozio, si erano rotti i tacchi, si era scagnata una cosa, che è successo prima? E quindi praticamente sono scoppiato con la testa. Ah, proprio scoppiata, cioè pum, ha fatto la capo, un po' in ritardo per festeggiare Capodanno, però giustamente ognuno tiene tradizione, se voi volete festeggiare o 28 o 27, quando ne teniamo Capodanno, potete fare, quindi è proprio scoppiata la capo. La mia vita è cambiata. Signor, immagino, perché gambe scagnate, mo tenete a destra opposta alla sinistra, capo scoppiata, visto offuscate, è normale che è cagnata la vita, andando giornata, perché gambe, capo scoppiate, un po' con un burdello, vi capisco, cioè è normale. Non posso uscire da casa che le persone mi corrono dietro, che si vogliono fare la foto con me, oppure che vogliono una firma. Va signor, di la verità pure volessi una firma. Se me la facete un coppo biglietto e la assegni in bianco, la cifra poi me la metto io. Non la rifiutassi una firma così. No signor, per carità, stavo pazzando, sto scherzando signor. Ci sentiamo signor, buona scagnata e buona serata signor. Ciao. Bella regà, allora io spero che il video vi sia piaciuto, non facevo le telefonate da tantissimo tempo e quindi se questo format vi piace, se proviamo ad arrivare almeno a 400 mi piace vi porterò altre telefonate magari con i cantanti nuovamente. Spero che l'idea vi sia piaciuta, che il video vi abbia fatto sorridere almeno un pochino perché a me piace fare questa specie di telefonate perché non so, mi fanno ridere e spero che facciano ridere anche voi. Non ho nemmeno bisogno di dirvi che la cosa è ironica, non è per prendere in giro la signora, ci mancherebbe altro. Io questo l'ho fatto solo per, diciamo, sdrammatizzare sulla vicenda. Quindi se siete nuovi sul canale non ve la prendete tu hai preso per culo la signora, perché no regà,
Chi mi conosce, io faccio parodie, io cerco solo di ironizzare, e ironizzare è molto diverso da prendere per il culo qualcuno, una persona, cioè avete capito. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like, proviamo a raggiungere i 400 like e magari farò anche qualche altra telefonata con i cantanti, non lo so. Se non siete iscritti al canale raga, iscrivetevi perché dobbiamo arrivare a 30.000 iscritti, condividete il video ovunque se va fatto ridere, e soprattutto se non mi seguite seguitemi su Instagram perché lì carico foto nudo. Io sono sempre nudo su Instagram perché ho detto sta cosa, vabbè. Comunque raga, se non mi seguite su Instagram seguitemi perché lì rispondo a tutti i vostri messaggi, vorrei arrivare a 4.000 followers anche lì, quindi raga andatemi a seguire. E niente raga, spero che il video vi sia piaciuto. Da Feder è tutto, io vi do un bacione, un salutone, stay fighters and never back down.